Ragazzi, non sono impazzito, adesso vi spiego tutto. Lo scorso giugno 2025 ho deciso di intraprendere un nuovo percorso, un percorso diverso dai soliti che si vedono in giro, un percorso che potesse regalarmi un po' più di sicurezza, libertà e soprattutto un nuovo sorriso. Quindi per adesso mi vedrete con questa fascia, non vi mostrerò subito il mio nuovo sorriso, non lo vedete da un po', anche negli scorsi video non l'ho mai messo troppo in risalto. Oggi è il giorno giusto, oggi è il giorno in cui vi farò vedere tutti i miei cambiamenti e ragazzi, non vedevo l'ora. Cominciamo questo nostro percorso con questa scansione intraorale presa con questo scanner intraorale di ultima generazione. Tu sei fortunato perché qualche amico tuo che si chiama Andrea Fuse Gamer, quando ha cominciato questo percorso, non aveva ancora a disposizione questa tecnologia, quindi ha cominciato con delle paste anche di brutto sapore che bisognava evidentemente utilizzare in bocca, e tu invece in un batter d'occhio vai a registrare tutta la forma dei tuoi denti partendo fondamentalmente da una piccola telecamera che è collegata a questo scanner. Lì sul computer piano piano si ricostruisce la tua bocca, le tue arcate. Grazie a questa ricostruzione noi andremo poi a pianificare il tuo lavoro per chiudere tutti questi spazi e arretrare questo gruppo frontale e migliorarti alla grande l'estetica. Anche se non ve l'avevo mai detto, non ve ne ho mai parlato, io ho da troppo tempo un conto aperto con i miei denti e a proposito di aperto ho diversi spazi tra i denti che spesso mi hanno fatto sentire insicuro. A questo si aggiunge anche una leggera sporgenza degli incisivi centrali, influenzando sin troppo la mia autostima, l'interazione sociale, anche se non lo avreste mai detto, e spesso anche la mia carriera lavorativa. Può sembrare una sciocchezza, va giù, però fidatevi, un sorriso insoddisfacente può portare tanto imbarazzo, evitamento sociale e spesso anche l'ansia. Sono tutte cose che non vi ho mai detto, non ho mai mostrato a livello social, però nonostante non siano troppo visibili e netti questi spazi, mi hanno causato negli anni tutto ciò, e quindi proprio per questo ho deciso di intraprendere questo nuovo percorso col mio dentista Mariano Tia, che ha trovato la giusta soluzione per me. Assafaddi. Perfetto così. Un po' di vomito mi è venuto. Questa è la tua arcata inferiore e adesso ci apprestiamo a prendere l'arcata superiore. Cerco di non farti vomitare, dai, perché ti ha toccato un po' la lingua, questo è tutto il problema, dai. Arcata superiore in tempi record, pochi secondi, registriamo tutto e facciamo tutto quello che si fa prima di stampare i nostri allineatori. Devo dirti la verità, sempre più persone adulte richiedono questa tecnologia perché non sono più disposti a mettere le stelline metalliche sui denti, quindi in maniera molto estetica spostano i denti e nessuno se ne accorge perché nessuno capisce che sta spostando i denti. Ecco qua, dai, finita anche l'arcata superiore, adesso siamo pronti a pianificare i tuoi spostamenti. Dopo il percorso dieta palestra che vi ho portato sul mio canale, che ha veramente avuto dei risultati incredibili e tra l'altro neppure lo immaginavo, anzi vi dirò di più, un ragazzo anche abbastanza grande ultimamente mi ha incontrato e mi ha detto: Giova, grazie al tuo video ho perso 20 kg. Voglio tirarti il pallo in l'albero intero. A proposito, sta arrivando il Natale, occhio ai video natalizi, occhi aperti. Cioè 20 kg, sapete quanti sono? Vi giuro, quando me l'ha detto gli brillavano gli occhi, ma secondo me brillavano ancora di più a me, perché se io con un video sono riuscito a muovere una sola persona e l'ho portato a questo cambiamento importantissimo della sua vita, sono veramente la persona più felice al mondo. E quindi magari anche questo mio nuovo percorso può spronarvi, quindi ascoltate e guardate tutto fino alla fine perché ce ne saranno delle belle. E quindi adesso siamo pronti a vedere come nascono i nostri allineatori. Siamo arrivati al capitolo fondamentale in questo percorso. Abbiamo importato i dati delle scansioni e abbiamo nello stesso tempo unito anche alcuni rilievi radiografici e fotografici di Giovanni per poter arrivare ad una pianificazione digitale di tutti gli spostamenti delle arcate dentarie di Giovanni. Allora io ti presento in maniera digitale il tuo percorso di allineatori, ti faccio vedere gli spostamenti che faremo all'arcata superiore. Come vedi chiudiamo gli spazi e arretriamo tutto il gruppo frontale, gli spostamenti che facciamo all'arcata inferiore, stringiamo tutti gli spazi e infine possiamo vederli anche in laterale, arretriamo tutto il gruppo frontale sia superiore che inferiore. Per fare questo avremo bisogno
bisogno di circa una decina di coppie di allineatori con rifinitura eventuale dopo, diciamo, questo spostamento iniziale per completare alcuni movimenti, e quindi in 5-6 mesi completeremo il tuo allineamento dentale. Guaglio, io non vedo l'ora, anche perché non sapete quanto ho aspettato questo momento nella mia vita. In virtù di quella pianificazione che avete visto, il nostro laboratorio di ultima generazione ha stampato dei modellini tridimensionali in sequenza, simulando tutti gli spostamenti che ci saranno nelle due arcate di Giovanni. E ovviamente su questi modellini che cosa ha fatto il nostro laboratorio? Ha termoformato dei fogli in materiale plastico, anche questo di ultima generazione, spessore di circa 8 decimi di millimetro, molto estetici come vedete. Ogni coppia di modelli ha generato una coppia di allineatori per arrivare a quelle 10 coppie complessive che vi dicevo in pianificazione di allineatori. Mediamente ogni 14 giorni Giovanni verrà qui e cambierà gli allineatori, lo potrà fare anche in autonomia, magari nel periodo estivo, quando non ci vedremo dopo 14 giorni. Oggi 30 luglio, cambio di allenatore, coppia 5. Ci vediamo dopo le vacanze. Ci vediamo dopo le vacanze, il 15 agosto farà il cambio in autonomia. Magari ricordati sotto l'ombrellone di salutarci. Ma perché si possono cambiare sempre? Sempre, anche quando ci sono 45 gradi. La potenzialità di questa ortodonzia invisibile è quella di poter essere eseguita anche a distanza. Andremo a posizionare, come vedete, degli attacchi sui denti di Giovanni. Questi attacchi sono corrispondenti quindi a delle sporgenze del nostro allineatore, che servono evidentemente ad avere una maggiore ritenzione dell'allineatore sul modello stesso. E quindi a questo punto non resta che partire con la prima coppia di allineatori. Mamma mia, stu cosa mi sta facendo a mangucciare? Però non potete ancora vedere. E vedere quali sono le mie reazioni. Anche perché nella vita ho avuto degli apparecchi in bocca, però sono state le classiche macchinette di ferro, di metallo. Quella degli allineatori è una novità a tutti gli effetti anche per me. E quindi a questo punto non so proprio a cosa vado incontro. Ti presento tutti gli allineatori della BMT. Questi sono i primi allineatori che metterai. Chiaramente quando avremo poi necessità faremo anche questa scansione di rifinitura per la seconda fase e ultima del tuo lavoro. E allora signori, ci siamo, parte qui ufficialmente il nostro vlog degli ultimi 30 giorni di questo percorso. Ho voluto mostrarvi per filo e per segno, passo dopo passo, tutti i cambiamenti, i dolori, le sensazioni nello sprint finale di questo lungo percorso durato 6 mesi. Signori, 22 novembre 22 ottobre abbiamo quasi terminato il nostro lavoro. Direi proprio di sì. Voi ricordate quella scansione di rifinitura che abbiamo fatto un paio di settimane fa? Da quella scansione abbiamo progettato degli allineatori di rifinitura per fare gli ultimissimi spostamenti, quindi modello 3D e allineatore corrispondente, modello 3D e allineatore corrispondente, prima, seconda coppia di rifinitura. Dopodiché Giovanni, leggete anche qui, contenzione, questi sono gli apparecchi finali, quelli che inizialmente metterà sempre tutto il giorno, poi gradualmente metterà 16 ore e poi 10 ore al giorno. Quindi significa che siamo all'incirca a un mesetto dalla fine. Mi ricordo ancora la prima volta quando venne qua, dicessi, ho detto, mamma mia, 6 mesi. E invece chi non comincia non finisce, quello che non si inizia non si finisce. Però è vero, perché io non me le sono sentito, ti dico la verità. Prima coppia di rifinitura, un po' di trazione la senti, la avverti, certo, sì. E anche quella superiore. Chiaramente noi dobbiamo stringere, dobbiamo evidentemente andare a recuperare. Questo è strettissimo, perché dobbiamo recuperare questi piccoli spazi che ci sono ancora. Schiaccia pure un po'. Esatto. Mamma mia, questo Quindi, fa male. Tra 15 giorni andremo alla seconda coppia con un altro po' di trazione sui tuoi denti. E poi sì, perché questi sono ancora degli allineatori attivi. Questi stanno carenti. Vabbè, perché noi abbiamo anche, diciamo, mantenuto una coppia di allineatori per un po' più di tempo, quindi chiaramente adesso noti una grande differenza. Pigia anche sui molari, ecco qui, bravo. Facciamoli vedere, vai, questi allineatori, eccoli, vedi, allineatori di rifinitura, lo sai, insomma, ormai l'hai capito in questi 6 mesi, le prime 24-48 ore sono quelle un po' più lavorate, perché chiaramente l'allineatore imprime la forza maggiore, poi piano piano questa forza va a diminuire e quindi c'è anche meno dolore. Ovviamente se tu non imprimi forza ai denti non li sposti i denti. E quindi Wagyu, primo giorno di questi ultimi 30 giorni con gli allineatori. La situazione ve la voglio far vedere un po' da più vicino, un po' la situazione generale, proprio per far vedere la posizione dei denti
denti e quindi la condizione di partenza. In questo momento mi sono lavato i denti con questo, non è una sponsor, è un spazzolino della Philips che mi ha accattato, lo consiglio. E c'è anche la testina, è molto comodo, c'ha 3 velocità, riesce a togliere comunque lo sporco che si trattiene tra i denti un po' meglio rispetto allo spazzolino normale con le setole normali, non riuscivo più a pulizzare niente. A questo punto dobbiamo rimettere gli allineatori perché dobbiamo tenerlo comunque tante ore al giorno. Ma io mi fa malissimo, già ve lo dico. No, vai, un dolore che non si spiega. Mi tira tutto dentro. È come se ci fosse un muro che mi spingesse i denti verso l'interno. Così. Soprattutto questo dente qua. Me lo spinge proprio dentro. Ma mi malissimo. Mi fa. Ma non ho mai fatto male a questi assai gli allineatori. Quello di sotto non mi fa così male. È stretto ma non così assai. Come chi Lego. Mamma mia. La cosa bella di questi allineatori è che come vedete sono completamente invisibili. Riesco a parlare anche molto bene. E quindi ci aggiorniamo giorno per giorno. E vi faccio vedere progressivamente questi allineatori cosa sono in grado di fare. Dalla condizione di partenza fino a quella di arrivo. Come ci arriviamo. Nuovo giorno, nuovo dolore. Mamma mia, denti doloranti. Però sempre più dritti. Sempre meno spazio e sempre più bianchi. Tra l'altro occhio ragazzi, occhio a questo progetto denti. Vi voglio mostrare in diretta adesso la mia reaction della seconda volta in cui tolgo gli allineatori. Sentirò le stelle perché mi fanno male ancora, nonostante è passata tutta la notte e quindi in teoria i denti si sono abituati a questo strettume, ma fa male ancora. Sotto non troppo. Ora faccio come senti stelle in coppa. Mamma mia, come è stretta. Mi fanno malissimo, magari è sangue. Già vi dico, il segreto per non farmi più male è tenere questi allineatori quante più ore possibili durante la giornata, non solo durante la notte. Infatti avete sentito Mariano come me l'ha detto, quante ore dovrei tenerlo. Io però purtroppo per alcune cose non riesco sempre a tenerlo. Però io ve lo giuro, se faccio così, ve lo giuro, sento le stelle, cioè sembra che se ne stanno cadendo. Io stanotte quando me li sono messi quasi stavo per piangere, ve lo giuro. Proprio indolenziti. Buonissime notizie signori, sono passati diversi giorni e i miei allineatori non fanno più male, soprattutto quelli superiori. I denti si stanno piano spostando e questo è l'obiettivo che ci siamo dati e lo stiamo raggiungendo. Tra l'altro adesso sto per scendere e la comodità è che me li posso tenere tranquillamente, nonostante devo andare in una parte dove devo mangiare. Mi porto il mio astuccio, quando ci serve all'occorrenza lo prendiamo, ce l'uomo, ci mettiamo qua dentro e via. Buongiorno. Io ero un attimo al computer a montare un video, ma nel frattempo voglio mostrarvi un'altra cosa, una cosa che non avevo mai fatto vedere all'interno di questo percorso, ossia la pulizia degli allineatori, che è fondamentale. Chiaramente avendo gli allineatori tutti i giorni si può annidare un po' di cibo all'interno, nonostante ve li lavate sempre i denti e nonostante comunque l'allineatore lo sciacquate sotto l'acqua. Però adesso vi faccio vedere che qualche residuo all'interno ci sta sempre. E allora qual è l'operazione da fare? Bisogna mettere all'interno di una ciotola i nostri 2 allineatori, riempire il recipiente d'acqua e utilizzare Polident, apparecchi e Bite. Anche in questo caso sembra una sponsor, non è nessuna sponsor, l'ha giaccattata al supermercato, non mi ricordo quanto costano, ma non tantissimo. Allora bisogna prendere uno di questi dischetti e metterlo all'interno del recipiente con l'acqua e gli allineatori. Come vedete si sta sciogliendo pian piano, un po' come se fosse, come si chiama, l'enterogermino, no, non è l'enterogermino, come si chiama, vabbè, comunque che la medicina che mettete dall'acqua prende e si scioglie. Guardate come sta già cominciando a cambiare il colore dell'acqua. Lasciare agire per 3-5 minuti per un migliore risultato. Spazzolare delicatamente l'apparecchio con la soluzione usando uno spazzolino morbido, gettare la soluzione immediatamente dopo l'uso. A few moments later. 5 minuti passati, come vedete l'acqua è diventata completamente azzurra. Spazzoliamo all'interno per togliere tutti i residui che prima vi ho fatto vedere. Primo allineatore finito, lo sciacquiamo sotto l'acqua e adesso vi faccio vedere il risultato. Non ci crederete, è tutto vero. È assurdo, guardate qua, è completamente nuovo. Tra l'altro odora tantissimo di questa sostanza, ve lo mostro anche da più vicino, clamoroso, è tutto completamente pulito. E questa operazione è da fare ogni 2-3 giorni più o meno. Ovviamente ragazzi, una cosa che vi devo dire è che lo spazzolino con il quale spazzolate questi allineatori non è lo stesso che uso, che questo è quello che uso per i denti, questo invece è quello che uso per gli allineatori. Questo è importante perché comunque vicino a questo spazzolino ci va questa sostanza che è il Polident, che non può andare a contatto comunque con i denti eccetera. Occhio.
Cioè io sono scioccato di come, guardate come mi entra adesso l'allineatore. Cioè vi ricordate all'inizio di questi ultimi 30 giorni di allineatori contenitivi come Traseo e come aggiunto delle stelle? È assurdo. Questo cosa vuol dire? Che i denti si sono spostati. Madonna, che invenzione. Cioè bellissimo. Ma l'invenzione più grande è il fatto che siano così trasparenti, non danno fastidio mentre li usate e soprattutto che veramente nell'arco di poco tempo riescono a spostarvi anche con micromovimenti i denti. Incredibile, godo. Waiu, è arrivato il giorno 30 del mio percorso allineatori. Saliamo dal dentista e vediamo cosa ci dice. Diciamo i dettagli, i particolari fanno sempre la differenza. Seconda coppia di rifinitura per gli ultimi spazi, ecco qui, da risolvere. Schiaccia un attimino. Ok, perfetto, bella stretta anche questa qua, Mamma mia. Ma soprattutto qua mi fa male, cioè mi fa male, sì, è a destra. Mi fa male perché in realtà proprio questa qua sta lavorando sulla sporgenza di questo canino e in realtà deve rientrare un altro po'. Invece questa qua di sotto fondamentalmente, ok, 15 giorni ti do le mascherine finali. Io ti devo fare sto regalo di Natale. Ah, quindi per Natale Le mascherine finali, arriviamo a Natale. sotto l'albero. Poi io sono tornato a casa, è passata un'ora da quando sono tornato dal dentista, mi fanno ancora male i denti, cioè mi fanno proprio male i denti. Gli allineatori del mese scorso mi facevano male sopra, ma invece tutto il contrario, stanno lavorando molto di più sui denti di sotto. Se no i canini che guardate qua, mi sento proprio comunque che stanno spingendo i denti verso l'interno. Fa malissimo, una brutta sensazione come te su ghiaccio e mucco, ma non lo farò perché mo così deve andare. Siamo agli sgoccioli e quindi a mano poco soffrire. Chi bello può pare, male da patè. Adesso vado a piangere. Sono le 2 di notte, ho appena finito di montare un video, ma gli allineatori non li dimentico. Mamma mia, mamma mia. Deve passare la notte. Vabbè, ma già cuca voglio. È l'unico modo per non sentire il dolore, forse. Voglio piccolissimo aggiornamento. Sto facendo un po' il cattivo con gli allineatori nell'ultimo periodo perché sto registrando diversi video food, motivo per cui durante tutta la giornata, la maggior parte di questi video, mi è proprio impossibile mettere e togliere continuamente l'allineatore. Questo è uno dei piccoli problemi che possono sorgere, ma quando si fanno attività del genere. Normalmente funziona che la mattina te lo togli, fai colazione, te lo rimetti dopo aver sciacquato ovviamente e lavato i denti e poi stai tutta la giornata fino a quando non rimangi un'altra volta a pranzo con l'allineatore in bocca. Però visto che questo è un vlog al 100% real, ve lo devo dire, vi devo tenere conto di tutto quanto. Vi faccio vedere un po' la situazione quale ad oggi. Ma io comunque cambiato completamente il sorriso. Siamo alla fine di questo percorso, non ci credo, quasi Natale, siamo sotto l'albero. Ti ho regalato un grande nuovo sorriso, allineatori finali di contenzione, li inizierai a portare tutto il giorno così come facevi con i vecchi allineatori, leggermente più spessi, poi piano piano andremo a scendere con le ore, passeremo a 16 ore e poi a 10 ore notturne. Eccoci qui. E questo è uno spettacolo, belli stretti perché ancora lavorano un po'. E quest'altro, eccolo qui, perfetto così, Stretti al punto giusto, esatto. punto giusto. Me li sento meno stretti rispetto all'ultimo. Vabbè, questi poi piano piano scendono, te lo Comunque ho fatto bene il mio lavoro, Vabbè, ovviamente pure il dottore, però ho fatto bene il mio lavoro, nel senso che li ho indossati bene. Nella maniera più assoluta. E quindi ecco la mia nuova coppia di allineatori, o almeno sopra uguale, sotto è diversa, sotto la nuova, perché è passata una settimana come mi è stato detto, e quindi io comodamente da casa, figli e magari l'allineatore. Vamos! Signori, ultimo giorno, ci siamo! Ultimo giorno, in realtà tu hai finito già da un po', però in quest'ultimo giorno noi che cosa facciamo? Facciamo una scansione finale proprio per paragonare la situazione attuale dei tuoi denti a quella di 6 mesi fa. Ci vedremo chiaramente ogni paio di mesi per un controllo, così chiaramente gli apparecchi di contenzione li manterrai ancora per un periodo di un annetto almeno. Pian piano il tempo si ridurrà perché per mantenere i risultati ci vuole costanza. Voglio che finalmente siamo arrivati alla scansione finale, quella che decreterà il mio cambiamento. Dalle immagini delle due arcate possiamo notare gli spostamenti e la chiusura di quegli spazi che mi davano noia. Come potete notare soprattutto dai lati, anche dall'alto, quei buchi non esistono più. I denti sono perfettamente distribuiti e io ora posso sorridere come ho sempre voluto. Da questa sovrapposizione inoltre della bocca iniziale dopo il trattamento si può addirittura notare lo spostamento verso l'interno dei denti. Voglio, dopo 6 lunghi mesi posso finalmente mostrarvi il mio nuovo sorriso.
Allora, voi non avete idea di quanto per me sia importante questo momento. Ripeto, quegli spazi, quei vuoti che c'erano tra i denti non erano così netti, non erano così visibili da farne un dramma. Fortunatamente non partivo da una situazione tragica, però fidatevi, e magari c'è qualcuno tra di voi che può capire effettivamente le mie parole. C'è chi vive delle situazioni di insicurezza, talvolta di paura, di ansia, di depressione, che lo portano a chiudere per determinati problemi. Fortunatamente tutti risolvibili, perché mi sono affidato comunque a Mariano, al suo studio, che ringrazio per la disponibilità, ringrazio per la professionalità, ringrazio anche BMT per la fornitura degli apparecchi, degli allineatori, quindi per la fornitura tecnica, e ringrazio anche me per la costanza, perché vi dico la verità, per quanto non sia un problema indossare gli allineatori 10, 12, 15, 16 ore al giorno, per quello che è il mio lavoro e le mie attività quotidiane, un po' di difficoltà l'ho avuta, però la costanza, la testa e la voglia, la volontà di arrivare a fine percorso con dei risultati ben visibili hanno avuto la precedenza e quindi hanno vinto su tutte le altre situazioni. Detto questo, io spero che questo mio contenuto vi sia piaciuto, un video del tutto diverso dal solito, però come quello della dieta e della palestra, anche in questo caso ho voluto mostrarvi quali sono stati tutti i miei passi all'interno di questo percorso. Spero di aver spronato qualcuno. Se volete andare da Mariano, ovviamente fate il nome mio, così sconto può fare sicuramente, ditemi manda Super Allan, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, commentate, fatemi sapere se effettivamente il mio nuovo sorriso lo faccio veramente a 360 gradi questo sorriso, perché non vedevo l'ora. Guardate qui, comunque è importante per il lavoro, per l'attività che faccio a livello visivo, estetico, è importante questa situazione. Fatemi sapere se vi piacciono e noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao!